Da lunedì l'Istat ha avviato il 15° censimento generale e a Favara è stato predisposto l'apposito ufficio che è pronto a ricevere il pubblico. Sì, infatti, secondo il piano generale di censimento, giorno 9 ottobre è iniziato il 15° censimento generale della popolazione delle abitazioni per concludersi il 31 gennaio del 2012. Si ricorda infine che la spedizione dei questionari da parte delle poste italiane viene effettuata dal 12 settembre al 22 ottobre. Quindi significa che le persone a cui non le poste italiane recapita il modello, dopo il 22 di ottobre si potranno recare presso questi uffici per ricevere eventualmente il modello che non gli è arrivato. Si fa presente inoltre che le famiglie dovranno restituire spontaneamente il questionario entro il 20 di novembre, consegnare il modello presso l'ufficio comunale di censimento, dove avranno tutta l'assistenza possibile e immaginabile. È l'unico ufficio abilitato per la compilazione dei questionari relativi al censimento della popolazione dell'abitazione è l'ufficio comunale di censimento, quindi come avevo detto prima ubicato presso lo stadio comunale di Favara. Si precisa che per la compilazione dei questionari i cittadini possono avvalersi anche dell'assistenza gratuita dei rilevatori comunali. Unico personale, questo ci tengo a precisarlo, unico personale abilitato alla compilazione, i quali sono incaricati del trattamento dei dati personali e quindi tenuto anche al rispetto delle norme per la tutela degli stessi.